Qualcuno ha perso una zampa. È anche abbastanza fresca. Sangue. Sangue anche qua, resti di ossa. Qua, guarda quanto sangue qua. Qui, là, guarda là, resti. Una carcassa. Vediamo che cos'è. E continua tutto per questo finto sentiero, che in realtà è il trascinamento della carcassa, dunque deve essere un grosso animale, probabilmente un cervo. Azzardo un'ipotesi: la zampa posteriore di cervo che ho visto prima probabilmente è stata portata giù da qua. Mi sembra un po' troppo lontano perché sono quasi 6 km. Vedo anche tracce umane, sono tracce di scarpone. A questo punto non so se si tratti di caccia o di predazione di lupo. Anche qua vedo che sono scesi e ci sono tracce di sangue anche sulle scarpe. Guarda qua. Comunque non so se è cacciagione o predazione. È stato trascinato per un bel po', è stato portato lontano, trascinato molto a lungo, e continuano le impronte di uomini, e qua ci sono i resti della bestia. Sembra un evisceramento fatto da dei cacciatori, perché i lupi avrebbero mangiato l'interiora. Non è successo da molto, credo che sia una roba abbastanza fresca sta qua. Sì, non è successo da molto, e non da predatori. Altre impronte sono sempre quelle di prima. Comunque io non sto a giudicare niente se si tratta di cacciagione